Prima di dare la parola ai relatori, volevo dare la parola ad un rappresentante di un'associazione che si occupa di non autosufficienza, in particolare di sclerosi laterale amiotrofica, che è Isamigos de Bruno. Allora, io rappresento l'associazione Isamigos de Bruno. Bruno Leanza è un malato di SLA di San Luri che oggi ha delegato a me per partecipare a questo incontro in maniera virtuale. Vi leggerò una lettera che lui ha scritto per raccontarsi e soprattutto per far capire quanto sia difficile vivere come lui, completamente paralizzato, ma allo stesso tempo quanto sia bello vivere se circondato dai servizi, dalle amicizie e dalla vita. Dunque immaginatevi, Bruno ha scritto questa lettera con gli occhi attraverso un computer. Un saluto a voi tutti convenuti in questa piazza di San Gavino, paese particolarmente sensibile alle tematiche inerenti alla sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurologica gravissima che mi ha colpito a 40 anni e che mi ha rubato ogni autonomia, tranne quella dello sguardo e del pensiero. Il mio nome è Bruno, sono un salurese e sono sicuramente un perfetto sconosciuto ai più, perché questa malattia finisce sui giornali solo se si parla di eutanasia. E siccome io sono un guerriero della vita, non sono mai salito sugli onori delle cronache. Voler vivere fa meno notizia che voler morire. Ed è per questo che oggi sono qui, idealmente con voi, per portare la mia testimonianza di una lotta intrapresa da me e dalla mia famiglia per ottenere il nostro diritto di esistere e quello di vivere una vita il più possibile normale. Per capire un briciolo della mia vita, voi che mi state ascoltando ora, provate per solo il tempo della lettura di questa lettera a rimanere totalmente immobili, anche se avete un dolore o un fastidio in qualsiasi parte del corpo. Sicuramente non è piacevole, eppure io lo faccio da 8 anni ininterrottamente. 8 lunghi anni in un letto con solo l'autonomia dello sguardo che mi fa uscire dall'isolamento e che attraverso una cartellina o il mio personal computer mi fanno interagire con il mondo intero. In questi 10 anni di malattia, io e la mia famiglia abbiamo subito o giovato delle varie correnti di pensiero politico sulla gestione di malattie neurologiche gravi come la mia. E vi assicuro, ne abbiamo visto di tutti i colori. Appena dimesso dal reparto di rianimazione a San Gavino nel 2002, ci siamo accorti subito che la presa in carico della mia malattia era praticamente tutta sulle spalle di mia moglie Tiziana. La ASL e il Comune ci concessero il minimo sindacale e fecero scaricabarile su chi aveva le competenze per garantirmi l'assistenza qualificata. La ASL reputò che l'intervento di un infermiere professionale unico abilitato a tutt'oggi alla pratica dell'aspirazione delle secrezioni broncotracheali fosse troppo gravoso per il proprio bilancio. Ricordo ancora la frase lapidaria detta a mia moglie dell'allora direttore generale della ASL 6 di San Luri, che diceva molto crudamente che ci saremmo dovuti arrangiare da soli e che la ASL non poteva fare assistenza di tipo sociale, ma solo strettamente sanitario. Peccato che io sia un paziente di rianimazione e che in altre ASL nello stesso periodo altri pazienti godevano di un'assistenza qualificata anche di 8 ore al giorno. È peccato che il Comune
non ha tutt'oggi ancora il personale adatto a gestire situazioni decisamente critiche come la mia. In quegli anni, infatti, le crisi respiratorie erano all'ordine del giorno. I servizi sociali del Comune di Salluri, nel loro piccolo, cercarono di venirmi incontro. Ci concessero 3 ore di assistenza di un operatore sociosanitario, ma non poterono garantirci comunque la pratica dell'aspirazione. Pertanto mia moglie è sempre stata l'unica autorizzata ad aspirarmi e non poteva mai allontanarsi da me, sebbene avesse da mandare avanti una famiglia con 2 bambine piccole. Questa situazione drammatica proseguì per qualche anno, anche quando mia moglie si ammalò di depressione per l'eccessivo carico e responsabilità. Il medico di famiglia denunciò la situazione sempre più critica, allertò i servizi, sollecitò un intervento rapido e adeguato in nostro aiuto, ma nulla cambiò. Io fui ancora assistito quasi completamente da mia moglie, che era in stato grave di salute, bisognosa anch'essa di cure e che faceva fatica persino a mangiare e a stare in piedi. Finalmente nel 2004 il vento cambiò. Fu eletto Renato Soro presidente della Regione Sardegna, cambiarono i vertici della ASL e con le ossa rotte da anni di quasi abbandono cercammo immediatamente un dialogo nuovo con le istituzioni. Durante un incontro avuto in assessorato alle politiche sociali di Salluri, mia moglie conobbe l'assessore Rossella Pinna. In quell'incontro denunciammo il nostro profondo disagio e chiedemmo che qualcosa fosse fatta nel nostro territorio per aiutare le famiglie colpite dalla SLA e simili malattie. Questo colloquio fu l'inizio di un nuovo corso, a seguito di un articolo denuncia pubblicato sull'Unione Sarda, scritto dall'assessore medesimo. Partirono i primi approcci integrati tra Comuni e ASL 6. Anche il reparto di rianimazione dell'ospedale di San Gavino fu coinvolto direttamente e parte del suo personale infermieristico partecipò direttamente all'assistenza a domicilio, mettendo in campo competenze e professionalità all'interno del progetto Patto di Salute. Con questo progetto, per la prima volta nella storia dell'ADI, si giunse a un importante risultato: una concertazione tra i servizi sociali e sanitari per garantire un'assistenza di qualità al malato grave. Unica pecca della conquista sta nel fatto che non tutti i malati godono delle medesime opportunità. I patti di salute furono inizialmente 2, si sono estesi a 4-5 non di più, creando al lato pratico delle disparità spiacevoli per gli altri pazienti, ma anche per noi che ci sentivamo privilegiati. Un altro importantissimo traguardo, questa volta raggiunto da tutti i malati gravi dell'isola, fu l'ideazione da parte della Giunta Soro dei famosi progetti Ritornare a casa. Questi progetti, per le ingenti risorse messe in gioco, hanno permesso di riprendere a noi e ai nostri familiari una vita quasi normale. Abbiamo avuto per la prima volta la possibilità di diventare registi della nostra assistenza, scegliendo noi le persone di nostra fiducia e arrivando a un numero di ore di assistenza di tutto il rispetto. Nel mio caso il progetto copre 8 ore al giorno, esclusi i festivi, e tutto questo a vantaggio della mia sicurezza, garantita da un turnover che permette a tutti di recuperare le forze necessarie ad assolvere al meglio il proprio lavoro. La presa in carico di una malattia così complessa presuppone energia e competenza ed è per questo che talvolta si tende a rimuovere alla radice il problema ignorandola. Quindi, tanto di onore all'ultimo traguardo ottenuto durante la legislazione Soro, cioè quello di aver approvato una deliberazione di respiro regionale con lo scopo di garantire a ogni malato SLA, a prescindere dal luogo di residenza, le stesse opportunità di cura e percorsi clinici, diagnostici, terapeutici, assistenziali nelle diverse fasi evolutive. La deliberazione citata è la numero 1043 dell'11 febbraio 2009 e io devo ringraziare personalmente Renato che insieme alla sua giunta sono riusciti a mettere riparo in maniera egregia a una lacuna legislativa che vedeva le persone più vulnerabili e indifese della società
prendere posto nelle ultime file dei pazienti isolani. Infine, mi preme ribadire che attualmente, anche grazie all'aiuto dell'associazione che porta il mio nome, Isamigos de Bruno, ho capito che la mia malattia, se prima poteva provocare senso e spavento, ora trasmette un senso, ovvero aiuta a riscoprire anche il significato dell'essere uomini. Quindi che ognuno faccia la sua parte, compresa la politica, con la P maiuscola. Ringrazio Rossella e Renato per aver saputo trasformare le esigenze e i bisogni in opportunità e servizi. Saluto tutti voi presenti e incrociate le dita, perché ciò che si è guadagnato finora non si perda con il vento contrario. Grazie da parte di Bruno.